Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, oggi sono state emesse una serie di sentenze da parte della Corte Suprema americana. Nella fattispecie, siamo molto salienti da un punto di vista politico-culturale, sono due. E noi siamo pronti a scommettere che domani sui giornaloni, o meglio sul giornale unico antitrampiano, avrà molto risalto solo una di queste due. Allora, noi citiamo subito questa, quella che verrà applaudita a paginate unificate dalle anime belle, e cioè il fatto che la Corte Suprema ha sostanzialmente salvato lo ius soli, cioè ha stoppato il tentativo dell'amministrazione Trump di limitare il diritto di cittadinanza per nascita, che è una costante della storia dell'impostazione americana, diciamo, mentre Trump aveva appunto politicamente optato per una restrizione dell'applicazione del 14° emendamento, al cui valore costituzionale si è richiamata la Corte Suprema insieme a un importante precedente storico del 1898, ribadendo invece l'interpretazione larga sostanzialmente, cioè che fatto salvo singole eccezioni molto motivate, chiunque nasca sul suolo americano è ipso facto cittadino americano. Questa è sicuramente una sconfitta politica di Trump, e una sentenza anche che attecchisce molto nella storia americana, però nello specifico americano, nell'anomalia della nazione, no? Una nazione costruita per immigrazione che nella sua, diciamo, breve ma saliente storia è diventata anche il riferimento, no? Per gli uomini liberi che cercavano lì la Statua della Libertà venendo d'altrove. È una sentenza che è una sconfitta sonora per Trump, ma che ha motivazioni molto americane. Poi c'è la seconda, quella di cui si parlerà un po' meno domani sui giornaloni, e che invece è un trionfo culturale di Trump, del trumpismo, dei conservatori, dei liberali, di chiunque abbia piedi, corpo, cuore e testa nella realtà. Sì, perché la Corte Suprema ha ribadito che gli stati americani possono vietare ai transgender, alle ragazze transgender, di partecipare in sport femminili. Ha ribadito la libertà di impedire questo scempio del diritto, che è la partecipazione di atleti che hanno performance maschili, caratteristiche chimico-ormonali maschili, forza maschile, resistenza maschile in sport femminili. È un provvedimento che invece riguarda veramente la stortura della contemporaneità, no? Cioè riguarda il malinteso buonismo e egualitarismo acritico woke che in nome dell'inclusione, purché sia, produce casi invece di palese discriminazione. Cioè in nome della ideologia gender e della equazione illegittima, ingiustificata tra sentimento, desiderio, condizione e sesso biologico, finisce per partorire una macro discriminazione nei confronti delle donne. Invece questo provvedimento della Corte ribadisce invece uno degli assi portanti dell'azione politico-culturale, sì, dell'amministrazione Trump. Questa decisione conferma la legge già approvata in 27 stati americani, quasi tutti repubblicani, che vietano o limitano la partecipazione delle donne transgender alle competizioni sportive femminili. Il giudice che ha steso le motivazioni, il parere motivato, si chiama Brett Kavanaugh, ha sottolineato che per altezza, peso, forza, velocità, resistenza e capacità di salto uomini e donne sono diversi.
l'ha dovuto scrivere un giudice della Corte Suprema americana, ha dovuto scrivere un'ovvietà, no? Pari al fatto che l'acqua bolle a 100 gradi, perché siamo nell'epoca in cui l'ovvietà è rivoluzionaria, è scandalosa, e quindi serviva una sentenza della Corte Suprema, e per fortuna che c'è stata. Queste differenze, insiste il giudice, restano, e pertanto negli sport in particolare da contatto, costringe l'atleta a competere contro i maschi può creare rischi significativi per la sicurezza e compromettere l'equità della gara. Questa sarà sicuramente una sentenza strafesteggiata in tutti quegli stati repubblicani che hanno adottato leggi del genere, leggi, e questa ormai è la follia della contemporaneità, leggi davvero progressiste che fanno i conservatori perché tutelano davvero libertà e dignità delle donne. Tant'è che al centro dell'interpretazione della Corte Suprema per confermare la libertà di non far partecipare uomini in gare dove partecipano delle donne, c'era l'interpretazione del titolo nono, legge federale del 1972, che vietava proprio le discriminazioni basate sul sesso nei programmi educativi finanziati con fondi pubblici. In questa legge federale si nominava anche il caso delle gare sportive, e quindi se scrive la Corte, gli stati stabiliscono che l'appartenenza alle categorie maschili o femminili dipendono dal sesso biologico, ebbene la loro decisione è lecita e sovrana. Ma d'altronde da cos'altro dipende l'appartenenza alla categoria maschio o femmina se non dal sesso biologico? Non parliamo di condizioni soggettive, di ultralegittimi diritti, di ultralegittime non discriminazioni per qualunque condotta, comportamento, sentimento sulla propria sessualità e la propria condizione. Ma i sessi biologici esistono, i sessi biologici sono due, rimuovere questa evidenza nel caso di gare sportive è un atto oscurantista, antifemminista, che lede la dignità delle donne. A dirlo ormai oggi sono solo i conservatori, l'ha detto Trump in tutte le salse. Questa seconda sentenza invece è una grande vittoria politica di Trump, ma è soprattutto una vittoria politica dell'intelligenza, del buonsenso, della libertà. Grazie a tutti, a domattina.